Saranno centinaia i manifestanti che dalle 10 del mattino aspetteranno Matteo Renzi all'Arsenale. Troveranno la polizia che non gli permetterà di accedere alla zona riservata alle autorità europee per la settimana digitale di Venezia. I centri sociali chiedono di poter invece incontrare il Premier per consegnargli un decalogo di questioni tutte veneziane, in cima alle quali c'è il blocco del Mose e del Consorzio Venezia Nuova, sostenute anche da Italia Nostra. Sciogliere il Consorzio Venezia Nuova, o meglio la concessione unica dei lavori dello Stato al Consorzio Venezia Nuova, un pool di imprese private a cui sono stati negli ultimi 20 anni dati la totalità dei soldi pubblici per Venezia. Al contrario di quello che ha detto Renzi, la vicenda Mose non è stata rovinata solo da alcune mele marce. Marcio, ribadisce Cacciari, è il sistema corruttivo che ha condizionato la costruzione dell'opera, che va quindi fermata. E quindi chiediamo anche che subito una moratoria dei lavori e che venga istituita finalmente una commissione terza, neutra, di esperti internazionali che valutino l'effettivo raggiungimento dei lavori e come questi possano essere modificati in base alla funzione vera, cioè della protezione della Venezia dell'acqua alta. Però in una lettera aperta a Matteo Renzi, i 120 lavoratori del consorzio gli fanno appello perché il cantiere vada avanti e non diventino loro, scrivono, i capri espiatori della riduzione dei costi del Mose. Non tocca alle nostre famiglie rimetterci per colpa degli scandali di pochi, hanno scritto i dipendenti del CVN. Italia Nostra e centri sociali chiederanno a Renzi anche di non autorizzare lo scavo del canale Contorta per il transito delle navi croceristiche, un'opera che ritengono non compatibile con la tutela della laguna. In ambito amministrativo il Premier dovrà in questa occasione confrontarsi anche con le autorità locali venete e veneziane sulla città metropolitana. Più che un incontro si profila uno scontro. Città metropolitana parliamo in tribunale perché abbiamo fatto un ricorso e farà una brutta fine, glielo posso garantire perché è incostituzionale. Non si può dar vita a chiudere la provincia con un presidente eletto e dar vita alla città metropolitana che corrisponde alla provincia come comuni con un presidente che sarà una persona non eletta. Io credo che non possiamo permetterci di lasciare questo avvio ad un tecnico, considerato poi che nel farlo significa anche che noi non abbiamo commissariato solo un comune perché si è dimesso un sindaco, ma noi stiamo commissariando un territorio.